in Europa. ULSS 3, nuove schede ospedaliere, 59 posti letto in più per l'area ospedaliera, 153 per le strutture intermedie, potenziati i territori di Dolo, Mirano, Chioggia e San Donà. Era in vacanza con la compagna a Jesolo e scattando una foto sul pontile è scivolato cadendo in acqua un turista tedesco, è morto a 47 anni. Inchiesta della Guardia di Finanza di Padova che ha scoperto un giro di fatture false di oltre 25 milioni di euro tra Italia ed Est Europa. Un caso che aveva fatto discutere a Venezia lo sfratto di una signora di 94 anni al quale diversi residenti intendevano opporsi con un presidio è stato sospeso. Il nuovo regolamento di sicurezza approda in Consiglio Comunale per l'approvazione, prevede anche daspo urbano e lotta senza quartiere al cosiddetto turismo cafone. Venezia continua a perdere pezzi, l'ultimo è l'ufficio elettorale per il quale bisognerà recarsi a Mestre, la denuncia dell'avvocato veneziano Sitran. Mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Venezia tra la donazione di un'autocisterna e la tradizionale visita delle scolaresche. Buonasera, eccoci in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Parliamo subito delle nuove schede ospedaliere, lo avete sentito già dai titoli, con i posti letto in più proprio per l'area strettamente ospedaliera e quelli per le strutture cosiddette intermedie. Facciamo un po' la mappa dei territori che verranno potenziati. La Giunta regionale ha approvato le nuove schede ospedaliere che sulla base del piano sociosanitario 2019-2023 in vigore ridisegnano le dotazioni di posti letto, reparti e primariati nel settore pubblico. Una nuova programmazione che tiene conto della situazione demografica del nostro territorio e della situazione epidemiologica, quindi una programmazione basata su dati reali e realistici per i prossimi anni di vigenza del piano sociosanitario. Dove rispetto al passato si accorcerà il percorso tra ospedale e territorio attraverso le strutture intermedie, come spiegato dal direttore dell'ULSS 3 nel presentarlo. Sono delle strutture che, come dice appunto il nome, si collocano a metà, diciamo così, nel mezzo tra l'ospedale e l'abitazione, il domicilio della persona. E sono strutture che sono dedicate ad accogliere la persona che ha finito il percorso di cura e quindi il percorso, diciamo così, dell'acuzie della sua patologia e si sta preparando per ritornare a casa. Non è pronta per essere curata del tutto a casa con il suo medico di medicina generale, ma ha bisogno di un ulteriore, come dire, periodo di osservazione. Ecco quindi l'ospedale di comunità. Le nuove schede vengono classificate secondo il decreto ministeriale 70, per cui l'ospedale di Mestre è confermato struttura ospedaliera di secondo livello, mentre Venezia, Dolo, Mirano e Chioggia di primo. Nella ULSS 3 sono previsti 2.213 posti letto con un aumento di 59, di questi 1.681 pubblici, 532 privati convenzionati. I posti letto che aumentano sono quelli dell'area chirurgica e della riabilitazione, mentre diminuiscono quelli dell'area materno-infantile. L'analisi demografica evidenzia una diminuzione delle nascite, a Dolo il 33%. Nel distretto del Veneziano sono previsti 907 posti letto, 597 a Mestre e 310 a Venezia, confermando una situazione di stabilità. Novità emergono invece nei distretti di Mirano Dolo e Chioggia. A Mirano Dolo sono previsti 591 posti letto, 258 a Mirano, 37 in più, 333 a Dolo, 13 in più, in totale 50, oltre a quelli delle strutture intermedie. A Chioggia sono previsti 183 posti letto, 21 in più, con particolare attenzione all'area riabilitativa che conquista un'apicalità. E per quanto riguarda invece l'ULSS 4, tutte le richieste avanzate per organizzare i 3 ospedali sono state accolte dalla Giunta regionale e dalla 5ª Commissione. I posti letto aumentano quindi da 516 a 534, l'incremento interesserà l'area chirurgica e l'ortopedia di San Donà di Piave, la medicina di Portogruaro. Inoltre verranno aumentati i posti letto nell'unità riabilitativa territoriale e nella medicina di Jesolo. Costituiscono una novità assoluta anche l'attivazione di 2 nuove unità operative ospedaliere, la geriatria a Portogruaro e la dermatologia a San Donà. L'ospedale di Jesolo è stato classificato poi polo riabilitativo provinciale, ciò significa che diventerà il fulcro della riabilitazione di tutta l'area metropolitana e sempre nell'ospedale Frontemare verrà attivata l'unità di neuroriabilitazione con posti letto dedicati.
Cambiamo pagina, andiamo alla cronaca tragica purtroppo che arriva da Jesolo. Un selfie, un banale selfie, è costato la vita a un turista tedesco in vacanza sul litorale. Era in vacanza con la compagna e un'amica a Jesolo e per immortalare i momenti più belli stava scattando delle fotografie. Una però è stata fatale per un turista tedesco che è morto a 47 anni. Martedì sera si trovava su un pontile nei pressi di Piazza Brescia insieme alle due donne, quando mentre scattava un selfie è scivolato cadendo in acqua. La compagna e l'amica hanno provato ad afferrare la sua mano per trascinarlo verso di loro, ma non ci sono riuscite. Le onde infatti erano altissime e le raffiche di vento molto potenti. Tutto si è consumato in pochi secondi. Il corpo del 47enne è sparito e la polizia e i vigili del fuoco intervenuti sul posto l'hanno trovato mezz'ora più tardi sulla battigia, ma ormai non c'era nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'ipotesi è che il turista abbia perso l'equilibrio mentre scattava la fotografia perché il pontile era bagnato e poi sarebbe annegato a causa delle onde. Andiamo a vedere invece una notizia battuta da pochissimo dall'agenzia. Una ragazzina di 14 anni che ieri aveva fatto perdere le sue tracce a Mestre dopo non essere andata a scuola è stata rintracciata dagli agenti della Polfer in viaggio su un treno in Puglia e riconsegnata ai genitori. Voleva raggiungere alcuni amici coetanei nel meridione per salutarli. La sparizione era stata denunciata naturalmente dai genitori che avevano allertato la polizia. Per fortuna la vicenda si è risolta positivamente. C'è anche un imprenditore 73enne della Marca trevigiana, ma molti altri soggetti relativi a tutto il territorio regionale tra le persone coinvolte nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Padova che ha scoperto un giro di fatture false di oltre 25 milioni di euro che andava dall'Italia all'Est Europa. Questa ditta padovana si faceva fare da fatture false per diversi milioni da altre ditte cartiere, di fatto poi gestite direttamente dagli amministratori di fatto della ditta padovana, attraverso quali la ditta padovana beneficiava di indebite e illegali deduzioni del reddito, IRES e di IVA. Un giro di fatture false per oltre 25 milioni di euro. Parte da Padova ma si dirama in tutto il nord-est con arresti e misure cautelari anche nelle province di Venezia, Treviso e Vicenza. 45 gli indagati che operavano in tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Un'indagine partita nel 2012 da un controllo fiscale e che ha visto controllate oltre 150.000 telefonate e analizzati 400 conti correnti. Parte degli illeciti proventi, quantificati in 5 milioni di euro, sono stati riciclati attraverso società straniere con l'acquisto di molti beni mobili e immobili, tra cui una Ferrari, beni al momento sequestrati. È ovvio che in questi termini poi si può mettere nel mercato prezzi più competitivi perché ne esce liquidità a zero costo e risparmi sulle imposte. Una volta ottenuto il pagamento delle fatture false, le società definite cartiere provvedevano a effettuare bonifici degli importi sui conti correnti di 3 società estere con sede in Slovacchia, Croazia e Slovenia. Abbandonate Svizzera e Montecarlo, proprio l'Europa dell'Est è la nuova via che percorrono i capitali illeciti del nord-est. La vicinanza con la Croazia, con la Slovenia, con questi paesi a ridosso dei confini a est dell'Italia, chiaramente permette una facilità di movimenti e la possibilità di muoversi senza nessun controllo, per cui di poter esportare alle volte anche denaro contante, che permette a questi soggetti di muoversi veramente con molta facilità. Un bang sonico è stato percepito alle 9:01 di oggi sui cieli della spiaggia di Jesolo durante un volo autorizzato nell'area dedicata a TSA 78 a un'altezza di oltre 13 km da parte di un caccia statunitense F-16 del 31esimo Fighter Wing di stanza ad Aviano nel Pordenonese. Lo rende noto il 51esimo Stormo di Strana nel Trevigiano. L'attività, precisa la nota, è stata valutata dal comando operativo delle forze aeree, il COA di Poggio Renatico Ferrara, in coordinamento con gli enti della difesa aerea. Torniamo ai fatti più strettamente legati alla vita quotidiana del veneziano e al caso che aveva fatto discutere in città lo sfratto di una signora di 94 anni al quale diversi residenti intendevano opporsi con un presidio. Bene, questo sfratto è stato sospeso.
Preferisce non farsi riprendere e si scusa con quel garbo che Venezia rischia di perdere di pari passo coi suoi abitanti, ma le ultime ore sono state pesantissime per lei che a 94 anni ha rischiato di trovarsi improvvisamente in mezzo a una strada. La sospensione dello sfratto dall'appartamento in cui ha vissuto per quasi 40 anni, diventata un caso in città, è arrivata a poche ore dall'esecuzione. Sulla base dell'età della signora, della impossibilità di spostare una persona di 94 anni su una sentenza provvisoria che potrebbe essere riformata per motivi procedurali in qualunque momento, e non si può dire a una signora di 94 anni scusa tanto, ti abbiamo spostato, adesso puoi tornare. Il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 7 giugno. L'appartamento appartiene da settembre ad un'agenzia immobiliare che l'ha legalmente acquistato e ha tutti i titoli di entrarne in possesso, ma attorno alla signora si sono stretti comunque tanti veneziani, in particolar modo i volontari del gruppo 25 aprile. Si definiscono residenti resistenti, la loro è una presa di posizione che va oltre il singolo caso. Noi non siamo venuti qui per contestare i giudizi della legge italiana, questa è una cosa che riguarda gli avvocati. Noi siamo cittadini che siamo venuti a dare la nostra solidarietà a una persona che se la merita. Questo è un episodio che rappresenta un po' quello che potrebbe avvenire a chiunque di noi, è solo un episodio che è emerso da un sottobosco che è ancora sconosciuto, ma che di fatto avviene quotidianamente. I residenti sono sempre più in difficoltà a vivere in questa città, come sarebbe un diritto. C'è lo spopolamento che sta avvenendo drastico, sappiamo che perdiamo 1000 residenti all'anno. La vicenda, di cui è stato interessato il prefetto, è arrivata anche in Consiglio Comunale. I consiglieri Ottavio Serena e Renzo Scarpa hanno contattato il legale di parte per alcuni chiarimenti tecnici e immaginare gli sviluppi della questione. Si è ritenuto opportuno, hanno scritto i due consiglieri, trasmettere tutti gli atti ricevuti alla Procura della Repubblica, riservandosi di svolgere alcune verifiche interne al Comune. Nel frattempo il nuovo regolamento di sicurezza di Venezia approda in Consiglio Comunale per l'approvazione, prevede tra l'altro il DASPO urbano anche per gli acquirenti di stupefacenti e lotta senza quartiere al cosiddetto turismo cafone. Dopo 32 anni Venezia avrà un nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana. Il provvedimento arriva all'approvazione in Consiglio Comunale dopo più di un anno di discussioni e, recependo norme che vanno dalla legge Minniti al decreto sicurezza, intende stringere le maglie su vari problemi a partire dallo spaccio di stupefacenti. L'applicazione del DASPO anche per coloro che vanno a comprare, quindi si va a incidere su un fenomeno molto importante, ovvero si fa anche attività di carattere preventivo su quella che è la domanda, perché non esiste offerta se non vi è domanda. Dopo la maxi operazione di polizia in zona stazione a Mestre, tra l'altro, l'allerta della polizia locale è massima per evitare il riformarsi di uno dei più fiorenti mercati di spaccio in Veneto. Ma il DASPO, ovvero l'interdizione di un determinato luogo ad una persona che ha commesso qualcosa che non doveva fare, arriva anche per un problema che si vive a Venezia. Su quegli atteggiamenti che ci hanno visto protagonisti dei tuffi dei ponti, dalle rive, eccetera, eccetera, quindi proprio violando insomma questa città in tutte le sue forme, anche lì sarà possibile eventualmente applicare il DASPO urbano. Quindi attenzione a chi pensa di venire alla nostra città e di non rispettare i propri equilibri. Ma c'è anche un'altra battaglia che Venezia si appresta a combattere attraverso il suo nuovo regolamento: liberarsi dalla plastica. Andremo a far sì che a tempo abbastanza stretto ma comunque utile, tutte le attività produttive che utilizzano materiale plastico, si intende ovviamente quello per asportazione con prevalenza, venga poi sostituito con quello biodegradabile. Venezia, lo abbiamo sentito poco fa, continua a perdere residenti ma non solo, anche servizi. L'ultimo è l'ufficio elettorale per il quale bisognerà recarsi a Mestre a denunciarlo pubblicamente. È l'avvocato veneziano Marco Sitran. Siamo passati a Palazzo Papadopolo con un mio amico per chiedere il rinnovo della tessera elettorale e ci hanno detto con grande sorpresa che l'ufficio elettorale di Venezia si è trasferito in Viale Ancona a Mestre. Tutto si può dire tranne che i veneziani vivano in una città statica. Peccato che ultimamente certi movimenti appaiano spesso convergere in un'unica direzione, la terraferma. Si tratti di residenti o di servizi a chi è rimasto, come nel caso dell'ufficio elettorale, spostato di una decina di chilometri dal suo luogo originario. È l'ennesima beffa
onta per Venezia, considerata un centro storico di una città che si estende prevalentemente in terraferma. L'ennesimo schiaffo è la convinzione dell'esistenza di due categorie di cittadini, quelli di serie B a Venezia e quelli con i servizi a Mestre. L'ufficio elettorale è spostato di 10 km, ma non siamo in una realtà in cui le distanze si coprono in qualche minuto di automobile. Pensate a chi si muove dalle zone di Venezia e più distanti da Piazzale Roma, se non dalle isole. Mi riferisco poi in particolare ai tanti anziani di Venezia, perché la maggioranza dei cittadini di Venezia è anziana. Come farà per andare a Mestre perdendo ore se non giorni per rinnovare una tessera elettorale? Nel dubbio che caratterizza quasi sempre le previsioni sulle vicende umane, in questo caso c'è una certezza: l'ufficio elettorale non potrà tornare da dove è stato trasferito. Sicuramente Palazzo Papadopoli non tornerà ad essere un ufficio elettorale, ma verrà trasformato nell'ennesimo albergo di un singaporegno. Ci fermiamo per pochissimo, naturalmente rimanete con noi, torniamo tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana del telegiornale di Antenna 3, veniamo alle elezioni europee. In lista con la Südtiroler Volkspartei collegata a Forza Italia con capolista Herbert Dorfmann che punta al terzo mandato. Ecco, andiamo a conoscere anche questa realtà con questo rappresentante. Europei 2019, anche la Südtiroler Volkspartei in lista nella circoscrizione nord-est. Partito di una minoranza linguistica, deve correre in collegamento tecnico con una lista nazionale che in questa tornata è rappresentata da Forza Italia e UDC. Capolista l'europarlamentare uscente Herbert Dorfmann, in corsa per il terzo mandato per continuare l'impegno a favore del territorio. Qui in questi territori, quindi a casa mia in Alto Adige, ma anche qui nel Veneto, siamo vicini al confine, siamo strettamente legati anche agli scambi commerciali con le zone a nord delle Alpi, quindi noi abbiamo bisogno di un'Europa aperta, di confini aperti, quindi a noi la collaborazione economica, soprattutto all'interno dell'Europa, conviene, e io ho lavorato sempre per quello. Proveniente da un territorio fortemente autonomista, Dorfmann si inserisce nel dibattito sull'autonomia del Veneto. Io ho sempre creduto nell'autonomia, tra l'altro il mio partito, la Südtiroler Volkspartei, è il partito dell'autonomia del Südtirolo. Io penso che l'autonomia spetti al Veneto, sono anche convinto che un sistema più federale sia un benessere per lo Stato intero, e io vedo qui in Veneto che la situazione che abbiamo adesso, quindi si va avanti a promettere l'autonomia, si fanno referendum che poi alla fine non succede niente, la gente è un po' stufa, un po' stanca, la gente qui in Veneto adesso si merita veramente un passo in avanti. Basta con la campagna elettorale costante e con i litigi quotidiani nel governo. Ci sono temi più urgenti come l'ambiente. A dirlo ieri sera a 20:10 Davide Nava di Europa Verde e Fausto Pozzobondi La Sinistra, candidati anche loro alle europee del 26 maggio. Sentiamo le loro parole. Le dichiarazioni che abbiamo sentito di Salvini, di Giorgetti, dimostrano semplicemente che le europee erano un momento molto atteso e che alle europee verranno dati vari significati politici. Quindi da una parte il rammarico che chi dovrebbe lavorare, essere al Ministero, in realtà sta facendo altro e ha continuato a fare altro. Ormai tutta la campagna elettorale che si fa in questa maniera, insomma, questo scontro tra Di Maio, non ne possiamo più, i cittadini non ne possono più. Finalmente si è capito che c'è un'emergenza climatica, perché fino a poco tempo fa si metteva. Ci voleva una ragazzina, no, di 16 anni. Ci voleva anche una ragazzina, ma la ragazzina non può risolvere i problemi. Sono anni che in Italia e in Europa noi evidenziamo che c'era un grosso problema climatico. Oggi ci accorgiamo che dopo quasi 1 milione d'anni abbiamo di nuovo una concentrazione di CO2 di circa 415 parti per milione, quindi abbiamo una quantità di CO2 enorme, dovuta però per la prima volta all'uomo, non a eventi naturali che hanno sempre fatto parte della storia di questo bellissimo pianeta. Oggi l'uomo sta sfruttando il pianeta usando in dismisura carburanti fossili, ma contestualmente disboscandolo. Il problema acqua, ad esempio.
Noi abbiamo un grossissimo problema da questo punto di vista. Noi che siamo la terra delle chiare acque, dolci acque della Marca trevigiana, noi in pratica continuiamo a sprecarla quest'acqua. L'Europa, attraverso il piano di sviluppo rurale, ci ha dato 20 milioni di euro per sistemare la nostra rete di irrigazione e per eliminare le canalette a scorrimento. Ecco, queste cose qua sono venute fuori dalla pressione da parte degli ambientalisti, voglio dire. E il gruppo invece di Più Europa punta a un nuovo Parlamento europeo in cui l'Italia pesi di più rispetto al passato e propone di raggiungere un obiettivo futuro, gli Stati Uniti d'Europa. Di fatto noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte, che abbia un suo presidente eletto dai cittadini, che abbia tanti nuovi poteri aggiuntivi pensando alla difesa, per una difesa, come dire, continentale contro il terrorismo, e quindi unire gli eserciti, avere una fiscalità unica, non basta avere una moneta. È evidente che la moneta è stato limitante e ha creato anche delle sperequazioni tra i diversi paesi, quindi serve una fiscalità unica con un ministro del bilancio generale a livello europeo, serve avere uno statuto dei lavoratori unico a livello europeo per evitare storture tra i diversi paesi, tra quei paesi che hanno ancora lavoratori senza diritti o con un ambiente senza diritti. Quindi insomma serve più Europa proprio per cercare di fare tutto questo, perché l'Europa com'è non ci va bene, ma è evidente che vogliamo un'Europa più forte. Che hanno fatto reddito di cittadinanza e quota 100, dovevano invece, e tra l'altro queste operazioni le hanno fatte a debito, dovevano invece pensare a una cosa diversa, che è il cuneo fiscale, la cosa fondamentale, e poi l'altro aspetto fondamentale è la riduzione del debito pubblico. Più Europa è per noi la soluzione per affrontare le sfide che ci servono in Europa, che siano le sfide dei cambiamenti climatici, che siano le sfide del lavoro e della competitività delle nostre aziende, e che siano le sfide anche del territorio nostro, del Triveneto, e quindi portare le nostre istanze in Europa è uno dei punti importanti che possiamo fare solamente se lavoriamo insieme in Europa. L'Europa deve essere più unita, se deve affrontare i colossi mondiali e il cambiamento delle scacchiere che oggi sta succedendo. L'unica maniera è quello di stare insieme più che mai per affrontare la Russia, che oggi è un po' ostile, per affrontare l'America di Trump, che non è più come l'America amica ma rema contro l'Europa, per affrontare la Cina, che è un impero abbastanza forte oggi. Quindi oggi più che mai l'Europa deve essere insieme. Veniamo alla mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Venezia, tra la donazione di un'autocisterna e la tradizionale visita delle scolaresche. La Guardia di Finanza di Venezia ha consegnato ai Vigili del Fuoco un'autocisterna che ora si trova al comando in via della motorizzazione a Mestre. Un bel risultato, non capita spesso, ma siamo riusciti a donare questo mezzo grazie all'intervento dell'autorità giudiziaria, naturalmente anche imprescindibile. Siamo riusciti a donare questo mezzo per le attività dei Vigili del Fuoco. Il mezzo era stato confiscato nel corso di alcune indagini di polizia giudiziaria finalizzato al controllo delle frodi nel settore petrolifero. Le indagini hanno consentito di individuare questa associazione e portarla alla luce, sequestrando il mezzo con il quale veniva poi portato il bene e il materiale, il carburante presso vari altri depositi o anche utenti privati. E mentre la Finanza consegnava il mezzo ai Vigili del Fuoco, poco distante andava in scena una vera e propria dimostrazione per i bambini delle scuole materne e primarie mestrine. Una situazione che sembrava davvero reale e che ha lasciato grandi e piccini col fiato sospeso. Era l'ultimo servizio, andiamo a vedere insieme la programmazione. Dopo i nostri telegiornali a 20:10 si parlerà ancora di elezioni europee, saranno ospiti in studio Achille Variati del Partito Democratico e Filippo Daverio di Più Europa. È tutto per questa edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci.
Bentrovati al meteo. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, salvo per qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio e in serata non si escludono dei piovaschi sui rilievi bellunesi. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento pressoché ovunque. Nella seconda parte della giornata però avremo qualche nube in più sui monti, anche con isolati rovesci. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 18 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole ovunque, specie sui settori meridionali, cielo poco nuvoloso invece altrove, ma in genere senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime tra 21 e 22 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.